Io non l'avrei mai fatto per la verità, mi sono rivolto all'autorità giudiziaria perché questo dell'informazione è una delle cose più vergognose che stiano capitando nel nostro paese. È un sistema di disinformazione purtroppo, mi riferisco ad esempio alle cose che seguiamo su TG1, di corruzione, di aggressione continua a chi non si piega. Se non ci fosse un'analisi, un comunicato del comitato di redazione del TG1 che dice proprio queste cose, che Minzolini dà addosso a Lombardo perché si è staccato dal PDL e perché si è alleato col terzo polo. Ma si potrebbe dubitare di me. Cioè, le cose che dice sono tutte false. E allora cosa devo fare? Lo schiaffeggio, lo sfido a duello? Assolutamente no. Mi rivolgo alla magistratura come tutti i cittadini che hanno bisogno di essere tutelati devono fare nel nostro paese. Ho aspettato tanto tempo, mi sono rivolto ovviamente a tutti gli organi di sorveglianza, di gestione della RAI, non ho avuto riscontro. Purtroppo devo dire che Minzolini, oltre a perdere audience di giorno in giorno, viene criticato profondamente per il suo modo di fare informazione, mi dispiace. Dopodiché chiaramente mi rivolgo all'autorità giudiziaria per essere risarcito, io e la Regione, che ne ricava un danno sistematico, periodico, puntuale, grandissimo. Mi auguro, come dire, anzi sono certo, che la magistratura mi darà ragione. Non lo farà immediatamente, ma mi darà ragione, in maniera tale che i siciliani e gli italiani possono capire, come dire, di quale barbaro attacco io sono quotidianamente oggetto.